Rinnovo i ringraziamenti all'istituto che ci ospita, a Charles Alunni e a Yves André per aver organizzato questa iniziativa in una sede così splendida. Il titolo del mio intervento è Il monolite, Rota e la decostruzione della personalità. Così posso avere d'occhio l'intervallo che mi è stato concesso. E in questo intervento vorrei dare un'idea della complessità, della ricchezza, ma anche della contraddittorietà della personalità e della ricerca filosofica di Giancarlo Rota, provando a dare alcune giustificazioni di carattere teorico, cioè non affidando le caratteristiche della sua storia, della sua avventura intellettuale, a delle contingenze, ma a uno sfondo teorico preciso che è quello della fenomenologia. Una delle prime scene di 2001, Odissea nello spazio, presenta un branco di ominidi studiare, affascinati e impauriti, un monolite di perfetta forma geometrica che si staglia lucido e verticale sul panorama primitivo. Questo parallelepipedo è una sorta di deus ex machina dotato di misteriose virtù maieutiche ed evolutive che riappare in altre sequenze chiave del film, in un racconto dipanato attraverso il tempo e lo spazio, dalla preistoria sino ai viaggi interplanetari, accompagnato da una colonna sonora straordinaria, della quale fa parte, ricorderete, anche Così parlò Zarathustra di Strauss. Giancarlo Rota condivideva con gli artefici di questo film, cioè Stanley Kubrick e Arthur Clarke, questa visione grandiosa e inquietante. Solo che il monolite che lo appassionava non era una pietra nera, ma una metafora culturale che rappresenta un diffuso modello della personalità umana. Questo argomento viene riproposto anche nel suo necrologio, pubblicato sul New York Times del 1 maggio 1999, che parlando della sua attività di filosofo e scrittore, presentava l'antologia Indiscreet Thoughts, pubblicata da Birkhäuser un paio d'anni prima, come una collezione di saggi che descriveva la vita di ragguardevoli matematici, scritti con lo scopo, cito, di sfatare il mito della personalità monolitica. In realtà, Indiscreet Thoughts contiene riflessioni su moltissimi altri argomenti, che variano dalla fenomenologia alla filosofia e alla storia della matematica, dalla epistemologia sino alla miscellanea di corrosive recensioni alle quali Rota teneva moltissimo, dotate di un recondito valore filosofico che esamineremo verso la fine del nostro intervento. L'autore del necrologio si era limitato a riportare correttamente il primo dei cosiddetti miti del millennio, che l'introduzione scritta da Rota propone come temi del libro. Gli altri due sono, come ha ben ricordato Alunni nella sua relazione, il riduzionismo e quello battezzato da Rota come 0-1, che si potrebbe tradurre in italiano come una sorta di interpretazione manichea, o meglio binaria, del mondo. Il termine monolite ricorre alcune volte anche nella raccolta delle sue dispense didattiche intitolata The End of Objectivity, in passi sempre
concettualmente vicini al tema della personalità. Una di queste occorrenze è particolarmente interessante perché tratta il problema in termini di decostruzione, suscitando una serie di riflessioni che vorremmo proporvi. Partiamo da alcune brevi glosse etimologiche e concettuali sulla decostruzione per esaminare alcuni aspetti meno noti dell'approccio di Rota alla ricerca fenomenologica. Punto primo, decostruzione. Il termine decostruzione viene solitamente associato alla filosofia di Jacques Derrida. Tuttavia, bisogna ricordare che il filosofo francese usa il termine probabilmente per la prima volta in Della Grammatologia, uno dei suoi testi più noti, attingendolo dal classico dizionario francese del Littré, per rendere, dice Derrida, le parole heideggeriane destruction e abbau. Entrambi significavano in questo contesto un'operazione rivolta alla struttura o alla architettura tradizionale dei concetti fondatori dell'ontologia o della metafisica occidentale. Fine della citazione. Derrida evidenzia il termine architettura forse per ricordarci l'importanza delle metafore architettoniche per il lessico filosofico, a partire dal termine che indica il fondamento, sul quale anche Heidegger ha scritto delle pagine fondamentali. Rota usa il termine nello stesso modo, pensando soprattutto ad alcuni dei testi heideggeriani da lui preferiti, ovvero Essere e Tempo, del 27, e i problemi fondamentali della fenomenologia, che ricordo abbiamo spesso letto, discusso e commentato insieme. In questa sede è opportuno ricordare che Essere e Tempo era uno degli argomenti del corso che Rota teneva ad anni alterni all'MIT, mentre l'altro era una introduzione alla fenomenologia husserliana. I due testi di Heidegger sono in qualche modo complementari, perché i problemi fondamentali della fenomenologia contiene il corso tenuto da Heidegger nel semestre estivo del 1927, cioè lo stesso anno in cui viene pubblicato Essere e Tempo, e propone una sezione teoretica della sua opera che Heidegger non ha mai pubblicato unitamente alla parte storica di Essere e Tempo. Ora, vorrei ricordare che in entrambi i testi si definisce la distruzione della storia della ontologia come parte imprescindibile dell'approccio fenomenologico. Questa espressione viene tradotta in italiano anche come decostruzione critica di quei concetti che ci sono stati tramandati. Tramandati anche nel senso richiamato prima dall'intervento di Marco Rigoli in relazione alla, potremmo dire, decostruzione della tradizione, in relazione alla decostruzione della storia della matematica e proprio un riferimento a quella citazione che lui ricordava, da cui ha preso spunto, che tratta da Essere e Tempo. Ora, queste precisazioni terminologiche e concettuali non tolgono che il termine decostruzione sia entrato nei paesi di lingua inglese e in particolare negli Stati Uniti attraverso la riformulazione derridiana, assorbita anche dalla critica letteraria e dalla architettura, e che sia stato da tempo ormai stabilmente associato alla riflessione filosofica di Derrida. Rota conosceva i testi di Derrida
e ne apprezzava il valore, soprattutto in riferimento a quelli giovanili, che erano fortemente influenzati dalla fenomenologia. Il suo preferito era Introduzione a Husserl, l'origine della geometria, del quale possedeva una copia in lingua francese che usammo per una sorta di seminario privato di lettura. In questo testo Derrida abbozza anche una osservazione, una breve considerazione, sulla relazione di Fundierung che esiste tra la scrittura e la matematica, che ovviamente interessava molto a Rota e che abbiamo cercato di sviluppare nella parte del nostro libro La stella e l'intero, dedicata alla filosofia della matematica. Sulla copertina c'è una foto molto bella di Rota con questo sorriso molto dolce che spesso gli illuminava il suo volto e che Lanciani ha approfondito nel suo intervento al convegno dedicato proprio alla Fundierung. Inoltre Rota era particolarmente interessato al tema heideggeriano della differenza ontologica, definito una delle prime volte dal filosofo tedesco proprio nei problemi fondamentali della fenomenologia e commentato da Derrida anche nel saggio intitolato La Différence, che avevamo occasione di discutere insieme alcune volte. Insomma, Rota era abbastanza interessato a Derrida, soprattutto come interprete della fenomenologia husserliana e heideggeriana. Ma sebbene stimasse anche la produzione più originale di Derrida, non l'aveva mai approfondita. Non abbiamo trovato occorrenze del nome di Derrida nei testi di Rota. Tuttavia ne esistono numerose dei termini decostruzione, decostruire, decostruttivo e decostruito in The End of Objectivity. E in un caso lo ritroviamo addirittura nel titolo di un paragrafo. Insomma, una quantità d'occorrenze abbastanza interessante che, seppure dispersa in un testo ponderoso, è indice di un certo interesse e forse di una vena ironica e polemica. Rota non faceva mistero delle frizioni che esistevano con i colleghi di parte analitica del Dipartimento di Filosofia dell'MIT, che devono tuttavia essere contestualizzate in un confronto più ampio con la filosofia cosiddetta continentale, che all'epoca era particolarmente acceso. Alcuni studenti del suddetto dipartimento, o almeno i loro amici e colleghi, frequentavano l'affollatissimo corso di fenomenologia tenuto da Rota all'MIT e quindi possiamo ipotizzare che Rota gradisse, per così dire, mettere in circolazione in quell'ambito termini che fungessero come sorta di anticorpi rispetto al lessico analitico e che possedessero una solida ascendenza fenomenologica e più in generale continentale. Una consuetudine consolidata del corso di fenomenologia di Rota era rappresentata dalle cene successive alle lezioni, durante le quali Rota discuteva animatamente e gradevolmente con gli studenti, tra i quali vi erano anche alcuni studenti di architettura, con i quali avemmo occasione di confrontarci proprio sul rapporto tra la loro disciplina e il decostruttivismo. Nel 2012 siamo tornati all'MIT ritrovando il campus pressoché uguale a quando l'avevamo lasciato diversi anni prima. Una delle poche significative variazioni
è costituita dallo Stata Center, un impressionante complesso di edifici costruiti in stile decostruzionista dal celebre architetto canadese Frank Owen Gehry, nel quale, ironia della sorte, ha sede proprio il Dipartimento di Filosofia. Il complesso è stato terminato nel 2004 e quindi non sappiamo se Rota abbia potuto conoscere questo curioso destino, ma siamo sicuri che la notizia l'avrebbe fatto sorridere. Per arrivare alla occorrenza di decostruzione, la citazione che maggiormente si avvicina ai nostri interessi la vogliamo presentare nel suo contesto. The problem of the deconstruction of the classical ego. What have we done in the way of deconstruction? First, in everyday language, our discourse went in the direction of demonstrating that there is no ego without ego in the world. That classical notion of an isolated ego as a fortress is profoundly mistaken. Rota mira qui a una critica di quei tradizionali approcci corrispondentisti che separano il soggetto dal mondo, per poi ragionare sulle loro condizioni di possibilità, sulle condizioni della loro relazione, e che trovano nel cartesianesimo, almeno nella interpretazione contemporanea del cartesianesimo, un classico punto di riferimento. Ricordiamo che il termine ego viene considerato in essere tempo proprio nel paragrafo dedicato alla distruzione della storia della ontologia, che ricordava prima Rigoli, con particolare riguardo proprio a quello esaminato da Cartesio. In proposito, Derrida segnala, tra le numerose occorrenze del termine, quella che appartiene alla cosiddetta serie soggettiva, dove viene elencato insieme ad anima, psuché, coscienza, spirito e ragione. Si tratta di termini che Heidegger intende evitare non per capriccio terminologico, ma per quella che lui considera una irredimibile compromissione con la metafisica. Secondo punto, personalità. I termini persona e personalità posseggono numerose occorrenze ancora in The End of Objectivity, ed essi sono associati con l'aggettivo monolitico in 3 casi. Esiste poi uno dei primi paragrafi del libro dedicato al mito della homogeneous view of human personality, dove l'aggettivo homogeneous viene usato con un significato molto vicino a quello di monolitico. Questo paragrafo inizia con una aneddotica sugli aspetti contraddittori di alcuni personaggi, tra i quali è stato anche ricordato, spicca il celebre problema dell'adesione di Heidegger al nazismo. Rota ritiene che questa contraddizione si possa spiegare e sciogliere sulla base di un pregiudizio soggiacente, secondo il quale the human personality is a monolithical thing. If you are a good guy, you are good at everything. Another oversimplification inherent in our common perceptions of other individuals consists of the tendency to translate specific characteristics of a person's makeup to other areas of their personality. In other words, to apply extrapolation to derive an homogeneous perception of that person. Potremmo chiederci il valore dell'insistenza di Rota su quello che gli psicologi definiscono come effetto alone. Dopotutto, l'interpretazione scissa della personalità è antichissima e diffusa nella filosofia e nella letteratura da migliaia d'anni.
a partire dal mito platonico della Pigalata, per risalire sino allo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson, per arrivare sino alla scissione dell'io freudiana, tanto per citare alcuni notissimi esempi. Riteniamo che una delle ragioni della insistenza di Rota sulla questione possa essere rintracciata nella sua particolare definizione della fenomenologia, come the formalization of context dependency, la formalizzazione della dipendenza contestuale. In un saggio dedicato all'intelligenza artificiale, che è stato ricordato anche nella nostra discussione in questi giorni, Rota riprende implicitamente questa definizione per mostrare la dipendenza di una personalità da quella moltiplicità di ruoli, funzioni, incarichi e incombenze, occasionali o stabili, culturali o familiari, che vengono svolti e interpretati in un senso teatrale del termine nel corso della sua esistenza. Infatti, dobbiamo ricordare che il termine persona possiede una etimologia complessa, la cui accezione latina indicava originariamente una maschera teatrale e che acquisì successivamente il valore di un individuo di sesso non specificato, corpo, e fu poi usato come termine grammaticale e teologico. La persona può dunque essere interpretata come la maschera di questi ruoli, che vengono correlati dalle tracce lasciate nella memoria e nella storia personale. Se volete un ardito parallelo con alcune delle considerazioni svolte nei giorni scorsi, è appunto una diversa sintassi che presuppone un'uguale semantica. È un'identità che permane nella variazione di ruoli, situazioni e contesti. Questo era un primo tentativo di farsi carico di quelle contraddizioni del mondo che una parte della filosofia contemporanea, a suo avviso, si rifiuta ad accettare. Si tratta dello stesso problema che ci ricordava bene ieri Alunni, citando l'articolo di Rota intitolato La nefasta influenza della matematica sulla filosofia. Questo approccio si coniugava alla critica a un altro dei miti ai quali era dedicato Indiscrete Thoughts, ovvero sia la critica al riduzionismo, che spesso in The End of Objectivity slittava da un piano epistemologico del metodo a quello ontologico del monismo. Lasciamo ancora la parola a Rota. A typical example of the craving for oneness that we have criticized, I would say that it is the prejudice of the monolithical view of human personality. This is a kind of miscarriage of reasoning, is what we criticize. A more realistic description of personality, as is done in existential psychoanalysis. Il rapporto di Rota con la psicoanalisi è controverso. Da giovane, Rota dimostra di conoscere le teorie psicoanalitiche, applicandole al campo dell'arte e della letteratura in un concorso tenutosi alla fine delle scuole superiori che frequentava in Ecuador. Questo giovanile interesse per le teorie freudiane è stato sostituito in età matura da una profonda diffidenza, da cui sono immuni solo le correnti psicoanalitiche influenzate dalla fenomenologia e, in particolare, quella teorizzata da Jean-Paul Sartre. Rota applica questo approccio all'interpretazione della personalità che deve essere scomposta, ancora una volta spettralmente, oltre che nei ruoli, anche nei progetti che la sostengono. Allora il nome proprio di un individuo diventa una sorta di indice
ereditato nel passato dalla sua storia familiare, a partire dal quale decifrare il progetto che costituisce il suo futuro. Questo riconoscerete una trascrizione di note tesi heideggeriane che lo stesso Sartre rielabora. Infatti, in un brano, Roth afferma che the existential psychoanalyst will engage himself in verbalizing the project that is Mr. Brown. And that is existential psychoanalysis. It is like a translation from a language that has no name to an ordinary language. The existential psychoanalyst will gradually give a description of the project that you are, in which you will recognize yourself. Il testo di Roth manifesta quelle che, a nostro avviso, sono le classiche ambiguità della fenomenologia nei confronti del concetto di inconscio. Infatti, per la fenomenologia in generale, il fenomeno inconscio non è la negazione della coscienza, quanto un suo caso limite. Per semplificare, una sorta di eccezione che, opportunamente ridefinita, può confermare la norma della continuità della coscienza. Di conseguenza, per la fenomenologia non esistono, almeno di principio, lacune nella vita cosciente che non possono essere recuperate e colmate da un opportuno spostamento del fuoco della nostra attenzione. Anche se difficile, questo compito per la fenomenologia non è mai, almeno di principio, impossibile. Possiamo affermare che in generale nei testi husserliani il concetto di inconscio venga impiegato con una funzione sostanzialmente descrittiva e aggettivale che può essere ricondotta al preconscio freudiano. Questa considerazione si applica anche al testo di Roth, che indica esplicitamente per una volta come suo principale riferimento teorico la psicoanalisi esistenziale di Sartre. Dico per una volta perché Roth, per motivi che poi vi dirò, era molto avaro di riferimenti e di citazioni esplicite e così lasciava al lettore l'onere della ricostruzione del contesto della sua argomentazione. Il nome di Sartre ricorre diverse volte in The End of Objectivity. E se noi andiamo a controllare il paragrafo dell'essere il nulla dedicato alla cosiddetta psicoanalisi esistenzialista, Sartre descrive la realtà umana in termini proprio di fini, desideri e progetti fondamentali che si possono cogliere husserlianamente solo per adombramenti. Sartre procede successivamente a descrivere affinità e differenze tra la psicoanalisi freudiana e la propria. Nel primo caso l'aspetto più significativo, almeno per i nostri scopi, è costituito dall'affermazione secondo la quale entrambe, quella di Freud e quella di Sartre, considerano l'uomo nel mondo e non concepiscono che si possa interrogare un uomo su ciò che è senza tener conto, prima di tutto, della sua situazione. Questo brano evidenzia come la critica di Roth al classico concetto di ego sia fortemente influenzata non solo da Heidegger, ma anche da Sartre, ovviamente facendo la tara delle reciproche influenze e delle polemiche intercorse tra Heidegger e Sartre, alle quali peraltro Roth non dava eccessivo peso. In merito alle differenze, invece, Sartre afferma che la psicoanalisi esistenzialista non accetta il postulato dell'inconscio, in quanto, dice Sartre, il fatto psichico è per lei coestensivo
alla coscienza, per dimostrare quanto adombravo precedentemente. Qui si evidenzia una grande differenza anche tra la pratica decostruttiva di Rota e quella più propria di Derrida, secondo il quale, secondo Derrida, le descrizioni della fenomenologia a un certo punto risulterebbero inadeguate per pensare la problematicità dell'inconscio, perché sono ancora troppo condizionate dalla tradizionale, ancora una volta la tradizione, interpretazione filosofica del tempo. Derrida prova a forzare alcuni aspetti della ricerca husserliana, coniugando in modo, a nostro avviso, molto originale e interessante, la riflessione di Heidegger e quella di Freud. Derrida compie un ulteriore passo rispetto alla critica heideggeriana per tracciare un rapporto tra quest'ultima e quella freudiana e per prospettare quello che lui definisce come il passato assoluto. Un passato che non è mai stato e non potrà mai essere presentificato della coscienza, che descrive in modo più proprio, secondo Derrida, lo statuto dell'inconscio specificamente freudiano. Terzo punto, Rota, biografo. The End of Objectivity si conclude con una nota a piè pagina dove si valorizza di nuovo la psicoanalisi esistenziale, developed not by Heidegger but by Sartre. In existential psychoanalysis, which is completely different from Freudian psychoanalysis, the objective is to do a biography and single out the original choice that that person is. Rota prende estremamente sul serio l'indicazione sartriana e la interpreta alla sua maniera, redigendo una serie di brevi biografie dedicate a suoi insegnanti, colleghi, amici e grandi personalità della scienza del suo tempo. Il tratto comune a tutti questi piccoli ritratti è quello di una grande perspicacia nell'individuare dettagli minuti, piccole manie e vizi, abitudini lavorative bizzarre dei personaggi descritti con una esplicita volontà dissacratoria. Rota si faceva un vero e proprio vanto, soprattutto di quest'ultima, informando i lettori di Indiscreet Thoughts, nella sua introduzione, sulle conseguenze dei suoi piccoli capolavori. Si gloriava soprattutto della rottura di amicizie e di rapporti personali. Il caso più eclatante è rappresentato dal testo più ampio ed esteso di questo genere, ovvero sia dalla toccante biografia di Stan Ulam, il matematico e scienziato che considerava il suo autentico maestro, intitolata The Lost Café. Lo scritto di Rota riesamina l'avventura intellettuale di Ulam, insistendo sulla sua generosità ai limiti della prodigalità e soprattutto sulla sua pigrizia. Il tutto svolto sulla punta di un'ironia intelligente e per una volta estremamente affettuosa, dietro la quale si poteva leggere l'idea di un Ulam animato dalla economia di pensiero che sostiene la scienza, che è stata descritta nei grandi testi di Poincaré e Pierre Duhem. Il testo è estremamente profondo e personalmente ci ha ispirato alcune considerazioni su altri brani di Rota dedicati alla filosofia della matematica, che ho provato a sviluppare nel capitolo del mio libro dedicato alle riflessioni di Rota sulla filosofia della matematica. Peccato
che la vedova di Ulam non fosse dello stesso parere e avesse pregato più volte Rota di non farlo circolare senza essere minimamente ascoltata. Non gli piaceva questo accenno alla pigrizia del marito e forse non l'aveva capito. Al contrario, Rota fece ripubblicare The Lost Café aggiungendo una frase di Voltaire a mo' d'esergo. Ai vivi devo il rispetto, ai morti non devo che la verità. Le prevedibili conseguenze e i loro strascichi rancorosi furono sintetizzate da Rota con la formula la verità offende, con la quale esordisce proprio l'introduzione di Indiscreet Thoughts. Questa pratica biografica trova un probabile riferimento teorico in Sartre, ma la sua cifra stilistica deve essere cercata in un altro dei modelli intellettuali di Rota, il celebre scrittore, sceneggiatore e giornalista Ennio Flaiano, cioè il marito della Rosetta Rota di cui si è parlato negli scorsi giorni. Flaiano è lo zio acquisito, ha sposato Rosetta nel 1940 e rappresenta per Rota una perenne fonte di ispirazione. Infatti, sin dal giorno del nostro primo lungo scambio di idee, avvenuto a Roma nell'estate del 1990, fui colpito dal frequente ricorrere del nome di Flaiano. Rota ci condusse in piazza Barberini per risalire, passando davanti alle due fontane del Bernini, tutta via Veneto, sino all'ambasciata americana, e una sorta di pellegrinaggio nei luoghi celebrati da Flaiano. I locali della dolce vita non esistevano già più, erano diventati dei ritrovi per turisti e senza la loro atmosfera mondana erano ormai incapaci di contenere l'ombra minacciosa della chiesa dei Cappuccini. Tuttavia Rota era davvero contento di ritrovarsi in quella strada e in quella serata che ha segnato la nostra vita, compresi come Flaiano fosse per lui, a tanti anni dalla sua scomparsa, un punto di riferimento intellettuale, un maestro di vita e un modello nella scrittura, come dimostra lo stesso titolo dell'antologia, Indiscreet Thoughts. Infatti esiste una raccolta di articoli di Flaiano, uscita tra il 1941 e il 1947, su diversi giornali italiani, intitolata, guarda un po', proprio L'occhiale indiscreto. Un'altra raccolta di Flaiano, intitolata Diario degli errori, si distende lungo gli anni 50 e 60 e in esso vi ritroviamo tante delle caratteristiche che Rota poi ha disseminato nel suo lungo elenco di miti del nostro tempo, che occupano le prime pagine di Indiscreet Thoughts e quelle di End of Objectivity. E in molti degli scritti non strettamente matematici e tecnici di Rota, dove intelligenza, ironia e sarcasmo si coniugano perfettamente. 4. Una storia indiscreta. Sartre, ancora nell'essere il nulla, scrive che il soggetto può effettuare su se stesso una inchiesta psicoanalitica, ma bisognerà che rinunci nello stesso tempo al beneficio della sua posizione particolare e si interroghi esattamente come fosse un altro. Rota aveva assolutamente presente questa esigenza, che praticava con la modestia e l'autoironia, della quale non tutti i suoi allievi, soprattutto quelli che lo hanno seguito per non molto tempo, sono dotati. D'altronde molti di noi hanno reagito come gli allievi dei grandi maestri descritti da Rota, amplificando gli errori per similarietà o per contrasto.
In conclusione, seguendo le indicazioni sartriane, chiediamoci ancora una volta perché Rota ha insistito tanto sul mito del monolite. Rota lo criticava soprattutto per la sua diffusione nella cultura popolare contemporanea, nelle biografie divulgative di scienziati, artisti, uomini politici geniali che creavano danni all'insegnamento e alla ricerca, come aveva potuto personalmente sperimentare nella sua lunga esperienza di docente. Tuttavia, siamo convinti che in questo modo praticasse anche una sorta d'autoanalisi, con gli strumenti che la sua enorme cultura e particolarmente la sua pratica della fenomenologia gli forniva. Crediamo che Rota mal tollerasse gli effetti di questo mito su se stesso, a causa di una tensione all'eccellenza che aveva caratterizzato tutta la sua educazione, prima in famiglia e poi negli ambienti altamente competitivi che aveva sempre frequentato. Una tensione alimentata da quella ideologia romantica del genio, che è stata esaminata nella relazione di Alunni, che aveva ferito molti dei suoi allievi e probabilmente anche lui stesso. Se ci pensiamo basta spostare opportunamente il punto di vista per far diventare qualunque sforzo e risultato di una vita, di un'esistenza, anche quella di un grande matematico, un grande filosofo, qualcosa di poco significativo. Anche la Terra, vista dallo spazio, tutto sommato, è ben poca cosa. Si potrebbe forse rovesciare la tesi derridiana, secondo la quale una autobiografia è sempre anche una eterografia, ipotizzando che nei suoi ritratti biografici Rota dipingesse anche tratti di se stesso. La possibilità sartriana di interrogarsi come un altro gli venne fornita proprio dalla introduzione di Indiscreet Thoughts e dall'epilogo che ci chiese di scrivere. Il compito, per quanto ci riguarda, era semplice e duro al tempo stesso. Avremmo dovuto scrivere una sorta di postfazione usando deliberatamente informazioni e confidenze che ci aveva concesso nei nostri anni d'amicizia e di collaborazione, provando a imitare il suo stile ironico e caustico che aveva applicato alle sue piccole biografie non autorizzate. Iniziammo con una sorta di intervista nella quale Rota ci suggerì una serie di informazioni sui suoi gusti filosofici più riservati, come le letture giovanili di John Dewey, che viene tuttavia citato molto raramente, una volta sola in The End of Objectivity e una in Indiscreet Thoughts. Poi iniziamo a scrivere, animati da una sorta di conflitto interno tra la stima per il nostro maestro e il desiderio di essere all'altezza delle sue richieste e delle sue aspettative, che imponevano di criticarlo. Fu, credetemi, una fatica improba, in quanto i nostri testi venivano regolarmente restituiti con la richiesta di maggiore durezza e sarcasmo, che noi a nostra volta non potevamo fare a meno di attenuare. Vai, vieni, la cosa durò molto tempo e ahimè divertì molto Giancarlo, a me molto meno. A testimonianza della difficoltà della situazione restano i periodi del nostro epilogo dedicati alla vera e propria ossessione di Rota per la scissione della personalità. In effetti, in entrambi mettemmo a dura prova le rispettive Spaltung, ma alla fine trovammo un compromesso. Il testo venne tradotto, nuovamente rivisto da Rota,
che finalmente soddisfatto delle critiche lo diede alle stampe. Questa vicenda è sintomatica della non monoliticità della personalità di Rota, della sua straordinaria ricchezza umana e intellettuale, ma soprattutto ne siamo profondamente convinti del valore, del suo grande valore di insegnante, di maestro. Infatti, molti anni dopo la sua morte, ci capitò d'aprire a caso Così parlò Zarathustra di Nietzsche, in una pagina che ci restituì il valore di quella fatica surreale e l'importanza del suo insegnamento, con la quale vorremmo concludere oggi il nostro intervento. Andate via da me e guardatevi da Zarathustra. Forse vi ha ingannato. Si ripaga male un maestro se si rimane sempre scolari. Voi mi venerate, ma che avverrà se un giorno la vostra venerazione crollerà? Badate che una statua non vi schiacci. Anche a questa preziosa lezione di Rota va la nostra riconoscenza. Vi ringrazio.